sera teniamo chiusa apposta per evitare qualsiasi problema. Ci sono stati dei problemi di recente? No, vabbè, poi sai che la gente, noi cerchiamo di mantenere le distanze, di far mantenere le distanze alle persone, però non è facile. È solo uno dei tanti commenti quotidiani che vengono raccolti dagli agenti della Polizia Municipale di Treviso durante i controlli per il rispetto delle regole anticontagio, che stando a gran parte dei gestori vengono seguite poco o per niente, soprattutto dai giovani. Non a caso, nella serata di giovedì sono arrivate le prime e pesanti sanzioni. Di fronte a delle situazioni critiche come quella che abbiamo rilevato ieri pomeriggio in pescheria, naturalmente, come dicevo prima, sono partite le prime sanzioni per assembramento, 4 verbali elevati a 2 minorenni e 2 maggiorenni. Costo totale per loro? La sanzione è sempre di 400 euro ciascuno. Sì, il timore soprattutto per questo fine settimana è che ci possano essere molti assembramenti. Stiamo lavorando anche in queste ore, ma naturalmente lo abbiamo fatto anche in questi giorni, di cercare di stimolare un senso di responsabilità da parte di tutti. Le altre generazioni di cittadini invece al momento stanno seguendo le regole anche in luoghi particolarmente complicati, come ad esempio dal parrucchiere. Noi facciamo dalle 9 del mattino alle 8 di sera. Se abbiamo messo un tavolo fuori, magari che chi viene in anticipo sta fuori, magari aspetta un attimino e poi esce uno e entra l'altro. Perché a volte basta davvero poco, come un tavolino fuori dall'esercizio, per rendere tutto il più possibile vicino alla normalità, anche se l'uso della mascherina comunque per tanti è una sofferenza. Sì, dopo sa che quando ha finito... Sì, certo. Sì. Voi siete conviventi? No. Allora vi ricordo di mantenere la distanza di 1 metro quando poi vi togliete la mascherina per consumare. Sì, ha ragione. Resta l'amarezza di chi, per l'immaturità di pochi, ha deciso, pur in un momento economicamente molto difficile, di non tenere aperto la sera. No, teniamo chiuso per far rispettare meglio le regole e appunto non aver problemi.